Pronto signora Cercole, per favore? Sì, glielo passo subito. Grazie, buongiorno. Cercole, via. Meno male Cercole. Pronto Ercole? Sì, buongiorno. Sì. Allora, io avrei quella commissione da fare, insomma, da commissionarle quelle cose. Pagando, si intende. Come è rimasto già d'accordo col mio emissario, immagino ci abbia già parlato lei, no? Ma chi è lei? No, appunto, volevo dire, per quelle 12 fatiche, insomma, come ci si può mettere, quando può cominciare? Ma dove? Là? Là, sì, è certo, dove? No, la finale. Ma lei è il professore? Sì. No, io non ho riconosciuto. Io non ho riconosciuto. Allora, dunque, come Sì. si fa allora? Allora senta. Sì, sentiamo. Io lunedì e martedì c'ho da fare. Sì. Ecco, dopo lunedì e martedì sono libero. Ecco, allora, da mercoledì si può cominciare? Sì. Oh, va Da bene. mercoledì sì. Ecco, va bene. Tanto sono 12, no? Giusto? Sono 12, no? 12 che? Le fatiche da fare. No, sì. Sì. Giusto? Va bene. Sì. Allora, da mercoledì si comincia con l'idra? Sì, cominciamo con l'idra e mi piace di più. Va bene. Va bene? Va bene. Va bene? Va bene, professore. A che ora? A che ora? La mattina alle 8. Alla mattina alle 8, Sì. Mi raccomando, Sì, porca miseria. Se c'è qualcosa lo chiamo, No, se appunto si faccia trovare, cioè venga, Ecco, sì, d'accordo. Va bene? Sì, d'accordo, Alle 8 le arrivederci. porto l'idra, arrivederci, Sì, buongiorno. 12 fatiche di Ercole, voglio dire, no, mi sembra... no, vai. Leone? Sì? Vergine. No, io non vergine, qui è leone. No, vergine. No, un momento, Ariete, Toro, Gemelli, scusi, Toro, no, com'è? Pazienza, chi Pesci, chi Acquario, Leone, Vergine, ma scusi, Sagittario. No. Senta che mi sta a rompere i coglioni. No, guardi, lei i coglioni se li tenga per sé, sia ben chiaro. Io sto parlando e sento una voce dall'aldilà che mi dice Leone, mi sembra quasi, mi dica l'oroscopo, allora io non sono dei pesci, io sono dei pesci, ma guarda un po', come dopo il leone viene la vergine, ho detto vergine, ma non so perché leone, sarà anche leone, ma io non mi attrefo a nessun leone, vabbè, in ogni caso io l'ho richiamato, per carità di Dio. No, sì, sarà. Pronto? Sarà mica Acquario? Ascolti, io ancora non ho capito che vuole. Ah, lei è Leone? Sì, sono a Casa Leone questa, sì. Ah, Casa Leone! Cioè, proprio Casa Leone! Esatto. Cioè, una casa fatta a forma di leone. Senta, io non ho capito cosa vuoi. E per poi, la bocca fa da porta, se entra dentro, così, il campanello lo suoni. Se lo mette in culo. Altro che di Landog qui, Ha detto culo. Ha detto culo, no, a me culo non me lo dice, prima ha detto coglioni, poi mi dice culo, ma insomma, ma io in fondo che gli ho detto, ma è incredibile, ma io non lo so, casa Leone, ma che telefonata allo zoo, non ho capito io, non ho capito, ma va, l'ho richiamato. Pronto? Leone? Sì. Mi passa la leonessa per favore? Detto, la smetta di fare la fine, se no telefono al 113 e dico che mi sta... No, telefono alla Calappia Cani, forse è meglio. Sì, no, non si sa mai. Sarà un testa di cazzo. Dai, ora ha detto cazzo. Allora dunque, prima ha detto coglioni, poi ha detto culo e ora ha detto cazzo. Cosa dirà la prossima volta? Ma è incredibile, Ma io non l'ho mica offeso, ha dato di testa di cazzo. Ma guarda, incredibile quest'uomo, Ma io lo denuncio, No, ha deciso di non rispondere mai più. Beh, niente, signor Leone, lasciamolo stare lui e tutti i suoi parenti.
speriamo che sia femmina. No, sì, perché se è maschio, Pronto? Pronto, lei è maschio? No, ha sbagliato, guardi. No, scusi, non è maschio. Pronto? Oh, che fa? Deve aver riattaccato. Ma no, ho chiesto se era maschio e ci ha sbagliato. A me sembrava maschio. Che dite voi? È gay. No, lo richiamalo. Ma guarda un po', ho detto lei è maschio, ha sbagliato. Ma scusa, no, che lo so io. Incredibile la gente. Dice, io sono maschione, devi rispondere così. Anche se non è vero, ma rispondi così, no? Ma che lo so, l'ho richiamato immediatamente. Ma io volevo appurare il sesso di questa persona. Le tendenze sessuali, mamma guarda un po'. Pronto? Scusi, lei è maschio? Ascolti, ma non rompa tanto coglioni, basta. Ma questo deve avere qualche complesso, qualche problema, La parola maschio lo destabilizza. Non ho capito, bisogna che lo richiami. Ma io ho detto solo lei è maschio. Potrebbe essere anche un cognome maschio, C'è chi si chiama maschio di cognome, per la verità. C'è anche il maschio Angioino, ma quello è a Napoli. Per cui, insomma, no, riprovo, no, lo richiamo perché questa cosa qua non mi torna che si incazzi così solamente perché dico lei è maschio. No, incazza per qualcosa di più concreto, voglio dire, no? Pronto? Allora lei è gay? Oh, brutto figlio di puttana! La tua mammaccia Troia è gay! Figlio di Troia zoccola! Bastardo! Ma Ma come fatti trovare, no! Così ti spacco la faccia di merda e te li trovi! Testa di cazzo, figlio di Troia! E il culo non me lo spacchi? No, aspetta che mi dica che mi spacca il culo così mi conferma di essere gay. Ha visto come si incazza? Ma, questo deve avere dei problemi proprio di identità sessuale, secondo me, no? Sì, perché quando si accenna a queste cose, l'ho richiamato, no? Perché quando si accenna a queste cose si incazza subito, ma insomma, voglio dire, no, oggi neanche il compleanno della mia mamma, sia bene. Figlio di puttana! Pronto? Figlio di puttana, ma perché non ti trovi da qualche parte? Ci si trova così ti spacco la faccia di merda che c'hai. Dimmi dove, dimmi dove. Dimmi dove. Figlio di puttana. Dimmi dove. La tua mammaccia Troia. Sì, appunto. Ti stai cacando addosso. Ti stai cacando. Signorese. Sì, perfetto. Fra 2 ore. Fra un'ora. Sì. Fra un'ora. Sì, un'ora. sì. Va bene? Va bene. Ma se non vieni, sono cazzi tuoi, Va bene, gran figlio di Troia. Io ti vengo a trovare a casa. Bravo. Quello che tu dici te lo farò rimangiare tutto fino in fondo, dalla bocca e dai culo. Sei furbo a farti scherzi al telefono? Scherzi? Pezzo di cretino? Scherzi? E te li chiami scherzi questi? Cosa? Ma vai il culo idiota. Lui non ci sarà fra un'ora a quel bar. No, non ci sarà. Se non c'è il sondazzo stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo ma non mi importa ma se c'è il sondazzo io non mi strapazzo, sto qui in sollazzo, non mi rompete